TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Mattarella a Catania per la cerimonia d'apertura della 9ª edizione estiva del trofeo CONI per atleti under 14. Tedofore, le olimpioniche, Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio. Si allarga l'inchiesta sui casi di corruzione alla scuola Falcone di Palermo. L'ex preside Daniela Loverde chiede di patteggiare. Baiesan, sono 2 al momento le morti certe per annegamento. Intanto arrivano conferme sul portellone della nave che sarebbe stato chiuso. Nel Regno Unito un'indagine parallela a quella della Procura di Termini Imerese. Catania, sono 2 i video che mostrano la premeditazione. Incastrano le donne in carcere per tentato omicidio per aver dato fuoco a una 26enne. A Brucoli la seconda edizione della festa nazionale di Fratelli d'Italia con la presenza di Arianna Meloni. Dopo Siracusa un'altra prova di forza del partito della Premier. Musica e Sicilia, Tantamuri, il nuovo mini album della cantautrice Angela Nobile che racconta l'emozione e i sentimenti sempre vissuti nella nostra regione. E poi il calcio, Catania e Caserta per provare il bis, in attacco scalpita l'ex di turno Montalto. In Serie B il Palermo pronto a ospitare la Salernitana. Bentrovati, dunque oggi a Catania il capo dello Stato Mattarella che ha voluto essere presente alla cerimonia d'apertura della 9ª edizione estiva del trofeo CONI per atleti under 14. Tedofore e le olimpioniche Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio. Adelaide Barbagallo. L'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il minuto di silenzio per ricordare Francesco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana di Golf, e la campionessa di tennis Lea Pericoli, recentemente scomparsi, hanno dato il via in Piazza Università a Catania al 9° trofeo CONI, che vede tra Catania e Palermo 4.000 giovanissimi atleti dai 10 ai 14 anni impegnati alle mini Olimpiadi, uno degli eventi sportivi giovanili più importanti d'Italia. I primi a sfilare i rappresentanti delle comunità italiane all'estero di Argentina, Australia, Brasile, Venezuela e Stati Uniti, quindi gli atleti di tutte le regioni italiane. Con loro i grandi campioni, fra tutti Vincenzo Nibali, il ciclista detto lo squalo di Messina. Sul palco la campionessa Rossella Fiammingo a consegnare la bandiera italiana ai corazzieri. Quindi i saluti istituzionali, a sottolineare i valori dello sport e come questo possa contribuire a sconfiggere la mentalità mafiosa. Io vi voglio dire che se siamo qui è perché sul territorio ci sono insieme a voi i presidenti di federazione, li vedete qui presenti, i membri di giunta, ma soprattutto i presidenti dei comitati regionali, che sono dei volontari eletti dal nostro movimento di 14 milioni di italiani, che sono molto competenti, che sono benvenuti nei loro territori, che rappresentano sicuramente quel pozzo di storia, di tradizione, di competenza che ha reso grande lo sport italiano. Si allarga l'inchiesta sui casi di corruzione alla scuola Falcone di Palermo. Intanto l'ex preside Daniela Loverde chiede di patteggiare. Manlio Viola. Basta, non ne posso più di vivere in mezzo agli imbrogli. Lo diceva Daniela Loverde, la preside dell'Istituto Giovanni Falcone allo Zen di Palermo, non sapendo di essere intercettata. L'anno prossimo, continuava, io non ne faccio più PON, tanto a me non mi pagano e bambini non ne vengono. Sono soltanto alcuni stralci di intercettazioni che emergono dal nuovo provvedimento che ha portato oggi a 6 nuovi avvisi di garanzia e al sequestro di somme illecitamente percepite per 20.000 euro nei confronti di 11 persone, quasi tutti docenti di quella scuola. È la seconda parte dell'inchiesta sulla distrazione dei fondi comunitari assegnati alla scuola antimafia dello Zen, proprio la Giovanni Falcone. L'inchiesta il 21 aprile dello scorso anno ha portato all'arresto della preside Daniela Loverde, appunto, e del suo vicepreside Daniele Agosta, oltre a un professionista esterno alla scuola, accusati di peculato e corruzione. Durante un interrogatorio l'ex preside ha ammesso di recente che il suo numero 2 lavorava poco, nonostante fosse stato nominato referente per quasi tutti i progetti e fosse necessaria la presenza
esperienza contestuale di esperto e tutor. Nel corso dell'interrogatorio, l'ex preside, che ha chiesto poi di patteggiare, ha affermato anche che diversi progetti non erano stati portati a termine. Adesso ai nuovi indagati sono stati contestati svariati episodi in cui gli insegnanti avrebbero attestato falsamente sia la loro presenza sia quella degli alunni all'interno dell'istituto, apponendo firme o presenze false anche in orari extracurricolari. Torniamo a parlare del Baiesan, solo 2 al momento le morti certe per annegamento. Intanto arrivano conferme sul portellone della nave che sarebbe stato chiuso. Nel Regno Unito indagine parallela a quella della Procura di Termini Imerese. Marco Gullà. Quella notte il portellone del Baiesan era chiuso, lo ha detto e ribadito il capitano della Sir Robert Baden-Powell, la barca che si trovava nelle vicinanze del veliero affondato il 19 agosto nelle acque di Porticello. Il comandante della barca olandese, insieme ad alcuni membri del suo equipaggio, scattò delle foto allo yacht del magnate britannico Mike Lynch, ancorato a poca distanza dalla sua imbarcazione. Dalle foto si vede che il portellone era chiuso. Intanto al momento la certezza clinica della morte per annegamento riguarda solo 2 delle 7 vittime della tragedia. Si tratta del proprietario della nave, il magnate Link, e del cuoco di bordo, il canadese Recaldo Thomas. Per le altre non si può escludere l'ipotesi già circolata a margine delle indagini italiane della Procura di Termini Imerese di una fine ancora più atroce causata da possibile soffocamento. Lo confermano anche gli inquirenti britannici nell'udienza di apertura di un'inchiesta parallela a quella italiana avviata nel Regno Unito. Inoltre chi indaga ha aggiunto che alcuni degli ospiti a bordo potrebbero essere sopravvissuti inizialmente all'affondamento dello scafo grazie a una qualche bolla d'aria, salvo restare intrappolati nelle loro cabine sott'acqua e morire in seguito all'esaurimento dell'ossigeno. Una fine atroce per loro. Catania, sono 2 i video che mostrano la premeditazione e incastrano le donne accusate di tentato omicidio per aver dato fuoco a una 26enne, tuttora ricoverata al centro ustioni del Cannizzaro. Adelaide Barbagallo. È stato un gesto studiato, organizzato e messo in atto con lucida ferocia, scrive la GIP Simona Ragazzi nell'ordinanza. Queste immagini mostrano la premeditazione e incastrano Agatina Vitanza e Alessandra Rosa Gennamari, entrambe di 42 anni, le donne accusate di tentato omicidio a Catania per aver dato fuoco a Giusy Scalogno, la 26enne, finita suo malgrado al centro di una lite tra famiglie per un fidanzatino conteso tra 2 minorenni. Nel primo video vediamo l'acquisto di un accendino, non uno qualunque ma antivento con la fiamma più potente e diretta. Verrà ritrovato nel luogo dell'aggressione in via Capuana. Quest'altro video mostra l'acquisto della benzina in una bottiglietta. Prima la lite tra minorenni, volano insulti, parole grosse. Vitanza, mamma di una delle 2, decide di recarsi a casa dell'altra ragazzina. Vi brucio come topi, vi do fuoco. Gli elementi raccolti indicano in lei la donna che getta la benzina sui parenti e la famiglia contrapposta. Ad aprire la porta Giusy Scalogno, accanto a lei sua madre, la madre della ragazzina protagonista della lite. Volano altri insulti, parolacce e poi l'accensione dell'accendino e le fiamme che avvolgono Giusy Scalogno e feriscono anche la madre della ragazza nel tentativo di salvare dal fuoco la figlia. Vitanza ha cercato di scagionare l'amica Gennamari dicendo che non era accanto a lei al momento dell'aggressione, ma le testimonianze e i video smentiscono la sua versione. Entrambe si sono recate con l'auto della Gennamari ad acquistare accendino e benzina ed erano assieme quando la Scalogno è stata investita dalle fiamme appiccate. Entrambe si sono poi rese irreperibili per poi recarsi insieme in caserma. Ancora ombre sulle stragi del 92. La Procura di Caltanissetta chiede il rinvio a giudizio per 2 ufficiali dei Carabinieri. Pesante l'accusa, depistaggio. Giusy Lazzara. Senza fine l'inchiesta sulle stragi di mafia del 92. La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio con la contestazione di depistaggio per l'ex generale dei Carabinieri Pellegrini, stretto collaboratore di Falcone, e l'ex ufficiale dell'Arma Tersigni, oggi in pensione. Secondo l'ipotesi accusatoria, i 2 ufficiali in servizio alla Direzione Investigativa Antimafia avrebbero intralciato i pubblici ministeri che cercavano riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Riggio sulla strage di Capaci.
incapaci. L'ex agente della polizia penitenziaria è poi finito in carcere per i suoi rapporti con i clan mafiosi. I 2 carabinieri non avrebbero vagliato le dichiarazioni e sono accusati di aver affermato il falso ai pubblici ministeri di Caltanissetta che chiedevano chiarimenti e avrebbero ostacolato le indagini finalizzate a acquisire elementi per comprovare l'autenticità delle dichiarazioni di Riggio. A Caltanissetta indagati in altri 3 filoni di indagine per depistaggio anche 4 poliziotti per la gestione del falso pentito scarantino nella strage di Via D'Amelio. A Brucoli la seconda edizione della festa nazionale di Fratelli d'Italia con la presenza di Arianna Meloni. Dopo Siracusa un'altra prova di forza del partito della Premier. Luca Ciliberti. Si è aperta ad Augusta la seconda edizione della manifestazione nazionale di Fratelli d'Italia, Italia, le radici della bellezza, una kermesse battezzata proprio dalle sorelle Meloni, Giorgia con un messaggio nel quale ha ricordato la ricchezza del patrimonio culturale, artistico e turistico del paese, Arianna in presenza invece ha sottolineato i numeri in crescita di lavoro, export e presenze turistiche. Tutta l'Italia ha delle bellezze uniche al mondo, questo governo finalmente è riuscito a valorizzare come meritano. Lasciamo agli altri questa, fantastica ricostruzione che fa la sinistra di noi, lasciamo a loro le chiacchiere, noi continuiamo a rimboccarci le maniche, dritti verso la meta, infaticabili e concentrati, umili e studiosi come sappiamo fare noi. Tra le presenze della prima giornata c'era il presidente del Senato Ignazio La Russa che è entrato sulla polemica legata ai cortei pro-Palestina. Io non parlerò mai a favore di un divieto, però quello che mi stupisce è che se le ragioni di una manifestazione sono abnormi, come in questo caso, le forze politiche facciano finta di niente. Io non sono per vietare i cortei, sono per giudicare le ragioni dei cortei. La 3 giorni di Augusta succede ai 9 giorni di Expo e G7 a Siracusa che hanno catalizzato l'attenzione sulla Sicilia. Chi sta alla storia della Sicilia sa perfettamente che la tradizione della destra in Sicilia è sempre stata molto radicata, nonostante siano passati gli anni. Sono cambiate anche le posizioni della destra italiana su molti temi. Vi è stato un riposizionamento nel senso conservatore della destra italiana, ma le radici profonde non gelano mai. Turismo, infrastruttura, cultura e formazione sono i temi sui quali i militanti del partito si confronteranno fino a domenica, giorno di chiusura, in cui è atteso il ministro per la cultura Alessandro Giuli. Palermo, non vogliamo andarcene dalla Sicilia, vogliamo restare per studiare e lavorare. Stop all'emigrazione forzata, il messaggio che tanti studenti hanno voluto mandare con una manifestazione di piazza nel capoluogo. Marco Gullà. Sono 222.000 i siciliani che dal 2000 al 2020 sono dovuti emigrare. Questa è un'emorragia continua. Una bandiera della Trinacria che sventola, i volti corrucciati, uno striscione che campeggia di fronte a Palazzo delle Aquile, sede del comune di Palermo. Fermiamo l'emigrazione dalla Sicilia. Una manifestazione simbolica e significativa quella di tanti studenti palermitani che questa mattina hanno pacificamente sfilato per le vie del capoluogo. Noi dalla Sicilia non vogliamo andarcene, dicono. Fermiamo questa emorragia. Bisogna investire per permettere alle persone di restare in Sicilia, perché questo è il tema, questo è il motivo per cui siamo scesi in piazza, ossia per il fatto che la scelta di emigrare dalla Sicilia in realtà non è affatto una scelta, è una costrizione. 20.000 giovani l'anno se ne vanno perché non ci sono opportunità di studio, non ci sono opportunità lavorative, ci sono servizi fondamentali che mancano. Giovani che ogni anno lasciano la Sicilia per trovare lavoro al nord Italia o all'estero, ma c'è chi lascia l'isola anche per motivi di studio. In maniera diretta o indiretta ognuno di noi ha un parente che vive fuori, che vive a Bologna, a Milano, che vive addirittura fuori dall'Europa, in America, in Australia. Ma soprattutto la tematica dell'immigrazione è una tematica che tocca le corde dei cuori di tutti noi siciliani, giovani e in particolare studenti. Secondo il saldo migratorio Istat dal 2000 al 2020 sono dovuti emigrare più di 222.000 siciliani, un'emorragia continua che scorre ancora oggi a un ritmo di 10.000 partenze l'anno, toccando anche partenze di 19.500 partenze come nel 2019, prima del Covid. Ogni anno un sacco di persone se ne devono andare per trovare condizioni sanitarie migliori, ore e ore di volo
spesso anche molto cari per trovare cure migliori e noi in quanto studenti ogni anno sappiamo che entrare a scuola significa comunque entrare in un posto che molto probabilmente avrà un sacco di problemi a livello strutturale. E poi un messaggio alle istituzioni: create le basi per la permanenza dei giovani. A Messina, in alcuni condomini della zona centro-nord, l'acqua che esce dai rubinetti è di color marrone. Intanto si dimette improvvisamente il direttore generale di Amam, l'azienda idrica della città, Francesco Triolo. L'acqua sporca, raccolta nelle bacinelle, è la fotografia del disagio che stanno vivendo una trentina di famiglie che vivono a Messina in 3 condomini di via Barbalonga, zona centro-nord della città. L'allarme è stato lanciato dall'amministratore dei condomini, Giuseppe Chiarella, dopo che l'Amam ha dichiarato non potabile l'acqua che arriva nelle cisterne dei palazzi. È solo l'ultimo dei problemi riscontrati sulla rete idrica cittadina, per le quali le verifiche dei tecnici dell'azienda Acque Messinesi avrebbero trovato il motivo: la rottura di un tubo in un altro palazzo poco sopra, che causerebbe questo danno a cascata agli altri condomini. Esempio di come il problema principale è sempre quello della vetustà della rete. L'acqua è così ormai da una settimana, marrone, e solo l'arrivo delle autobotti quotidianamente mette i residenti nelle condizioni almeno di lavarsi. Ma sull'acqua a Messina si è aperto un altro fronte, un caso, quello delle dimissioni improvvise ed immediate del direttore generale di Amam, Pier Francesco Donato. Un addio sul quale c'è uno strano alone di mistero che è finito sotto la lente del Consiglio Comunale. In uno scarno comunicato diffuso da Amam si è parlato genericamente di contestazioni su alcune non precisate questioni di un direttore incalzato più volte e di criticità in più settori operativi della società. È un momento particolare sicuramente, veniamo da una crisi che ancora comunque è presente, nonostante i numeri degli ultimi giorni sono sicuramente molto favorevoli, quindi discuteremo insieme all'Assemblea quelli che saranno i fatti successivi e l'Assemblea mi spiegherà poi quello che è stato il motivo, comunque gli elementi che hanno portato a queste dimissioni. A Catania automobilisti e pedoni ancora alle prese con la cenere lavica. Paradossale disavventura di un nostro ascoltatore segnalata alla nostra linea di WhatsApp. Ce la racconta Tonino De Mana. È ancora lì, eppure sono passati quasi 2 mesi. La cenere dell'Etna ricopre ancora strade e marciapiedi di Catania, ormai fa parte integrante della città, rappresenta quasi una caratteristica insieme ai sacchetti della sabbia vulcanica e della spazzatura disseminati ovunque, nel caso specifico in un'aiuola o qualche resta di Largo Podgora. Via Umberto e le strade limitrofe risentono ancora dell'approssimativa rimozione della cenere lavica, ma un'altra rimozione, paradossalmente, sembra essere più celere. È la disavventura di un residente che si è visto portare l'auto con il carro attrezzi proprio perché in quel tratto di strada era previsto lo spazzamento. Una mattina mi ritrovo senza macchina, non potendo accompagnare i bambini a scuola, con il pensiero che si siano rubati la macchina. Considerando il fatto che avevano messo un foglietto a metà strada e io, avendola posteggiata ad inizio strada, non ho potuto accorgermi del fatto. E non solo questo, ho dovuto pagare il carro attrezzi, ho dovuto pagare una multa. L'automobilista si è rivolto alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Oltre al danno, la beffa per lui. La beffa più grande è il fatto che la strada è rimasta intatta. In via Umberto, lo vedete, divieto di sosta e fermata da mezzanotte alle 10 del mattino per il 25 settembre. A giudicare dagli accumuli di cenere, sembra che nessuno abbia provveduto alla pulizia. E mentre il nostro telespettatore si è visto portare l'auto con il carro attrezzi, si assiste inermi al parcheggio selvaggio, con gli orari di carico e scarico mai rispettati e con furgoni in ogni angolo. Musica e Sicilia, Tantamuri è il nuovo mini-album della cantautrice siciliana Angela Nobile. Nelle 5 tracce d'amore, la passione, le emozioni, con la presenza costante della Sicilia, che sentiamo forte anche nei testi dell'ultimo singolo Diamante. Eva Spoca il calcio. Bentornati, adesso il calcio. Il Catania cerca punti a Caserta per restare in alta quota. Mister Toscano tiene tutti sulla corda. Tonino De Mana.
vincere a Caserta per dare un seguito alla vittoria sul Monopoli e per dare un segnale al campionato, perché, nonostante gli infortuni ed i problemi, il Catania c'è e vuole recitare un ruolo da protagonista. E tra i protagonisti vuole ritagliarsi uno spazio anche Alessandro Raimo, 25 anni, chiamato in causa contro Giuliano e Cerignola, è capace di dimostrarsi all'altezza della situazione. Ho davvero tanto piacere ad essere qua, ad aver fatto le prime presenze, aver dato una mano alla squadra e ecco, spero che ce ne siano ancora tante e niente, sono davvero felice, ecco, di essere qua a Catania. Mister Toscano ha bisogno di tutti ed ognuno vuole dare il suo contributo. Credo di esserci arrivato anche nell'età giusta, con la maturità giusta, e spero di poter dare una mano alla squadra per raggiungere l'obiettivo. Domenica alle 15 servirà il miglior Catania per cercare di allungare la striscia positiva. A destra dovrebbe tornare Guglielmotti, in avanti Scalpi da Montalto, ex di turno, mentre Inglese potrebbe subentrare a gara in corso. Al Pinto dirige Nicolò Turrini della sezione di Firenze. Intanto è ufficiale, il prefetto di Caserta ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania. E si avvicina il weekend di calcio per le altre siciliane. Palermo domenica in casa contro la Salernitana. In Serie C invece impegni già importanti per la classifica per Trapani e Messina. Marco Gullà. Il Palermo e la vittoria perduta al Barbera. Non è il titolo di un nuovo film, ma la sintesi del momento dei rosanero tra le mura amiche. Nelle ultime 10 partite, tra vecchia e attuale stagione, il Palermo ha vinto una sola volta. E domenica al Barbera arriverà la Salernitana, sfida insidiosa anche per la buona qualità degli avversari, ma che potrebbe consentire alla formazione di Dionisi, qualora arrivasse una vittoria, di fare un altro salto in classifica. Alessio Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha vinto sul campo del Sud Tirol. Il tecnico sta trovando delle certezze, soprattutto tra difesa e centrocampo. Qualche dubbio in attacco, dove la competizione è molto alta. Brunori potrebbe ancora partire dalla panchina. Serie C, il Trapani vola. Nelle ultime 5 partite Granata che hanno collezionato 11 punti. Domenica la formazione di Aronica contro il Sorrento, fuori casa, proverà a mettere dentro la terza vittoria consecutiva e iniziare ad affacciarsi sulle posizioni di vertice. Messina che invece domenica affronterà la capolista Benevento con diverse incognite. A cominciare dal portiere, l'indecisione di Picerno potrebbe costare il posto a Curtosi con Krapicas dal primo minuto. Una scelta che però costringerebbe Modica a cambiare qualcosa tra i giocatori di movimento per rispettare l'impiego degli under. La settimana è stata caratterizzata anche dalle difficoltà di reperimento di un campo da gioco. I giallorossi hanno svolto una seduta nell'antistadio e un'altra in una struttura di calcio a 7. Tutto questo mentre si è dimesso il direttore generale Giuseppe Trimarchi. E sullo sfondo c'è sempre l'ipotesi di una cessione della proprietà. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.